Buonasera a tutti, bentrovati in questo spazio in mia compagnia. Abbiamo la diretta con le Sibille come tutti i martedì e venerdì in questo orario fra le 20:30 e le 21. Vi ricordo che potete contattarmi anche tramite una telefonata in diretta al numero 347 8702 622 e avrete la precedenza se farete la telefonata, altrimenti penso che potete comunque usare la chat dal vivo. Allora, c'è una persona, Anna, buonasera, che tra l'altro ci si vede dunque in questa diretta. Marietto, buonasera. Ah, ecco che arrivano anche altri. Buonasera Simonetta, buonasera Mary, buonasera Valentina. Allora, vediamo già, c'è una domanda, la domanda di Valentina, dunque, 14 aprile 86, posso sapere cosa vuole Andrea da me, se solo amicizia o qualcosa di più? Molto volentieri, vediamo. Buonasera Cristina, buonasera Fiorella. Allora, scoliamo le carte. E vediamo un pochino per Valentina. Vediamo Andrea. Provo a collegarmi ad Andrea pur non avendo una data di nascita, dunque ci provo, Allora, vediamo un pochino. Allora, io non so nulla di questo Andrea, penso Valentina tu lo possa confermare, è la prima volta anche che ti rispondo in una diretta. Non ho parametri di riferimento, non ho nulla, però vedo dalle carte, molto velocemente, che è entrato un po' così, sembra che si sia infilato, vediamo se riesco a inquadrarle meglio, no, poi penalizzo quelle di là, vabbè, ladro, malinconia, ammalato, farfalla e vecchia signora. Io penso che, non so se lui avesse già un rapporto di lungo corso, ma aveva bisogno di svagarsi e di leggerezza, c'erano delle cose che non andavano, comunque si è inserito in una situazione stantia, non morta, ma stantia. E il fatto è che la chiusura e la fine è qui, proprio nel presente. Non lo vedo coinvolto emotivamente, capisci? Mi sembra più che voglia starti vicino, vedi come un domestico, non vedo in lui un interesse di tipo sentimentale. Ti dico, purtroppo non vedo carte sentimento in questa stesa, non mi sento di dirti che potrà sbocciare un amore non in queste condizioni, non adesso e nemmeno nel prossimo paio di mesi, perché ci sono troppe carte negative, vedi anche qua prigione e lacrime, non penso che voglia qualcosa di più di un'amicizia. Anche l'esito, vedi? Comunque si direbbe che lui stia aspettando qualche buona occasione, ma non c'è un'intenzione costruttiva. Con questa carta in chiusura non ti consiglio di coinvolgerti più di tanto con lui.
ripeto, non avendo a parte il suo nome altre coordinate non ti saprei dire. Oltre così. Andiamo avanti, buonasera Perla, Cristina, avevo forse già anche salutato, caspita, il mio solito colpo di mouse e dunque non mi sono persa dove ero arrivata, eccola qua. Allora, Perla, Cristina e Fiorella, voi vi avevo salutate. Antonio, buonasera. Greta, vediamo. Greta mi chiede se arriva una chiamata di lavoro a breve del 27 gennaio 79. Benissimo, allora ti rispondo. Vediamo subito. Mentre mescolo le carte, vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al mio canale YouTube, vi ringrazio. Noi inoltre abbiamo alcuni altri canali che sono aperti a tutti, liberi, gratuiti, che sono sul canale, sull'app Telegram abbiamo il gruppo Magici Arcieri Bertoltini, e in Facebook abbiamo Magie, Sibille, Tarocchi, Radiestesia e il canale, scusate, il gruppo I Casti Sacerdotali. Dunque siete i benvenuti, mi raccomando, se venite, venite con rispetto, se andate via non sbattete la porta perché la trovate chiusa, questo sia chiaro. E, per quanto riguarda il resto vediamo Greta, ok? Vediamo questa chiamata di lavoro a breve se arriva. Vediamo il taglio. C'è qualche possibilità, credo proprio dal taglio, vediamo un pochino. Non so se sono ben inquadrate, penso di sì. Allora, guarda, a breve riceverai una comunicazione. Questa è la linea del passato, dunque credo che sia qualcuno con cui un posto di lavoro dove sei già stata, vedi che c'è la riunione, ci sono anche delle persone che conosci lì dentro, sono amici, è un qualcosa secondo me che o ti devono ricontattare, probabilmente hai già lavorato in questo posto. In effetti vedo la comunicazione, vedo delle buone possibilità, cioè qualcuno che ha stima e credente e fiducia in te. Ci sono degli ostacoli però, e dunque questa cosa sembra subire un qualche ritardo, oppure ci sono di mezzo dei pagamenti che non sono chiari, forse il salario o quello che è non ti soddisferà la proposta economica, però alla fine accetterai dei suggerimenti e penso che in qualche modo, nonostante qualche preoccupazione, preferirai comunque accettare. Ci saranno comunque alcune difficoltà che porteranno possibilmente dei piccoli ritardi, però poi la vedo realizzarsi questa cosa, perché nonostante questa carta della gelosia, fortuna e morte portano una trasformazione, un cambiamento anche piuttosto importante e decisivo. Poi è chiaro che ci saranno magari delle cose, delle emozioni forti, qualche decisione importante da prendere e probabilmente ci sarà da spostarsi per questo lavoro. Comunque dovresti ricevere una comunicazione a breve. Andiamo avanti. Buonasera Spidi, Angela, buonasera, Perla. Allora, Perla Ariani, vediamo un pochino. Mia sorella più piccola, 5 novembre 80, ha intenzione di continuare a rendere difficoltose le questioni che abbiamo in comune? Vediamo subito tesoro, vediamo cosa succede. Allora, la sorella più piccola, 5 novembre 80, vediamo un pochino.
Vediamo il taglio. Ma sai, il taglio lascia presagire delle buone possibilità, c'è la speranza che qualcosa cambi. Allora, questa carta non si vede, la mostro. Vedi? Questioni economiche e anche questo, questioni economiche che vengono trascurate, ok? Dunque, forse si dovrebbe interessare di più tua sorella, oppure cercare di capire, vedi che c'è la possibilità di un dialogo, ma un dialogo che porta apprensioni e pensieri, dunque vedo che comunque nel passato non ha raccolto, ok, certe occasioni e ha creato qualche ostacolo, però al presente c'è qualcosina che va migliorando perché c'è l'intenzione di ascoltare e probabilmente comincia a nascere la volontà di qualche progetto, ok? Bisogna solo non essere precipitosi o avventati, ok? E rimboccarsi le maniche. È chiaro che possono esserci delle preoccupazioni legate a un'incertezza. Allora, vedo la possibilità comunque, vedi che qua c'è il mercante con allegrezza e l'amante, dunque abbiamo la possibilità che venga incontro, ok? Che si trovi un accordo, va bene? E penso che magari dovrete saper cogliere un'occasione al volo prima che cambi idea. Certo però effettivamente ha portato parecchie e porterà comunque delle preoccupazioni e degli alti e bassi, probabilmente anche, con le parole non ci va piano. Non so in che modo si esprima, però è possibile insomma che ci siano, vedi che comunque sono carte un po' così, c'è la fortuna ma è una fortuna afflitta tra i deliranti e il nemico, ma comunque ci sono delle buone possibilità che nel prossimo periodo si renda più disponibile e collaborativa, probabilmente qualcosa cambierà anche per lei e avrà necessità di trovare un accordo. Allora, ciao Giovanna. Bene, allora, quando vedo le domande mi rendo conto che non sono precisa nel ricordarvi quali sono i dati di cui ho bisogno per rispondervi. Mi raccomando, quando ponete una domanda, il vostro nome o il nome della persona di vostro interesse e la data o vostra se interrogate per voi stessi o della persona. Altrimenti, se non mi volete fornire la data della persona, fate come ha fatto la ragazza di prima, Valentina, se non ricordo male, che comunque mi ha messo la sua data, così che io mi sia potuta agganciare ad una scia energetica. Dunque Giovanna, sì, ti rispondo perché sei in ordine di arrivo, ma ho bisogno che mi metti la data. Mentre aspetto che mi metti la data, rispondo a qualcun altro. Intanto saluto, vediamo che ho di solito buttato questo mouse è troppo sensibile. Saluto anche le altre amiche e gli altri amici che si sono collegati, dunque ecco, me l'hai scritta, ecco, c'era solo da andare un pochino giù. Brava, brava Giovanna. Pietro. Ok, allora la domanda su Pietro era il lavoro. Vediamo il lavoro per tuo marito Pietro. Rimpiange un po' qualche occasione perduta tuo marito, eh? Mannaggia, forse si è fatto scappare qualcosa e adesso un po' lo rimpiange. Allora, ascolta, nel prossimo periodo vedo comunque la possibilità, allora, abbiamo questa linea del passato che influenza il presente attuale di tuo marito Pietro e vedo che comunque si era dato molto da fare
si era preso cura di qualcosa, adesso non so che cos'è che facesse o che faccia tuo marito, comunque o è arrivata da poco una comunicazione o è proprio in procinto di arrivare e ad ogni modo abbiamo qui la buona volontà e anche un pochettino il pensiero di come risolvere alcune faccende economiche, un minimo di apprensione, ma comunque sono apprensioni non tormentate, perché sia la carta del denaro che la giovane fanciulla presentano comunque delle ottime opportunità, ma anche delle ottime condizioni di partenza, dunque non c'è grande tormento, però probabilmente sta cercando e sta meditando qual è il modo migliore per assolvere o comunque mantenere e preservare il bene e il benessere della famiglia, forse anche, non so se avete una figlia, probabilmente si sente responsabile in quella direzione. C'è un incontro di lavoro molto fortunato, vedi? E, o comunque un qualcosa sicuramente è fortunato, un cambiamento, un colloquio, un miglioramento, vedi? Anche perché questa carta qui sancisce la conferma, il sigillare di un accordo o il migliorare per esempio una relazione sentimentale, quel passo in più che viene fatto, per esempio, non so, due che si frequentano e si fidanzano o che se si è fidanzati ci si sposa, dunque è sempre quel passo in più, quel miglioramento, anche se non è privo di contrarietà, probabilmente sarà molto criticato o verrà spettegolato, però per lui andrà bene. Devo dire che è ostacolato sul lavoro, non poco, non poco, ha proprio qualcuno che gli rema contro. Però ci sarà un qualcosa che andrà a chiudersi. Comunque nell'arco dei prossimi 2-3 mesi non vedo cose troppo negative, ok? Allora, vediamo Mary. La domanda su Andrea, 6 aprile 88, la coinquilina Donatella è andata via. Andrea sperava in una relazione perché è molto triste da quando è andata via, grazie di cuore. Allora, però la domanda non riesco a coglierla, nel senso, vuoi vedere come sta tuo figlio o questo Andrea nel prossimo periodo? Oppure vuoi sapere se ci sarà la possibilità di una relazione con questa coinquilina Donatella che è andata via? Non è chiaro, però guardo un pochino in generale, ok, per tuo figlio Andrea. Ho deciso che è tuo figlio, però secondo me sì. Allora, bene, dunque c'è diciamo un po' qualche progetto bloccato, vediamo un pochettino, probabilmente proprio un progetto sentimentale era il suo, adesso cerchiamo di capire. Allora, è un'ottima persona tuo figlio, vedo proprio un gran signore, solo che non ha avuto persone sincere intorno, questa cosa gli ha dato sicuramente del dispiacere. Lui effettivamente c'era la speranza o comunque il desiderio di cominciare qualcosa, o forse addirittura sembrava che stesse cominciando qualcosa, però la carta della malinconia prima fa capire che non era una cosa necessariamente tranquilla, ok? O certa, proprio perché comunque è insito un valore non del tutto positivo in questo, cioè c'è un abbattimento, comunque una sosta, un fermo a causa di qualcun altro. In effetti lui è giù, hai ragione, c'è l'abbattimento, però guarda che starà bene, perché vedo che recupera presto. Sì, che lui ha nella testa questa ragazza che era probabilmente un po' più giovane di lui, però vedi ci sono proprio degli ostacoli. Devo dirti che comunque lui raccoglierà qualcosa, forse riceverà dei consigli oppure conoscerà una persona più grande. Io però
lo vedo star bene nel prossimo futuro, lo vedo riuscire a raccogliere anche i frutti di quello che è stato il suo impegno. Ed è possibile che comunque, vedi la carta della superbia e della donna maritata, però in questo caso va considerato come un qualcosa che si conferma, che trova protezione, qualcosa che viene preservato e conservato. Ritengo che sia possibile che lui vada a concretizzare qualcosa e a conservarlo, ok? Nel prossimo periodo. Dunque vedo un prossimo paio di mesi favorevole. Questo è un pochino una carta non positivissima, perché parla di contrarietà, parla comunque di qualche difficoltà e confusione. Allora, ti devo dire che o lui è proprio portato ad attirare persone che non vanno bene. Vedi che lui dovrà chiudere comunque un sentimento. Queste due carte messe così sono ovviamente la fine di uno slancio. Probabilmente lui riuscirà a mettere una pietra sopra a questa cosa, no? E potrà ancora incontrare, e incontrerà sicuramente qualcun altro, ma anche qui attenzione, perché non è ancora, diciamo, il momento giusto, però lo vedo stare decisamente meglio e troverà grandi consolazioni, eh? Non ti preoccupare per tuo figlio Andrea. Ho deciso che è tuo figlio, basta. Se non lo è, adottalo. Allora, vediamo, Cristina. Ilde, cosa dicono le carte? Come si evolverà la nostra relazione? Cristina 26 giugno 70, Diego 25 settembre 72. Ok, vediamo. Vediamo un pochino la relazione. Rileggo i nomi, Cristina e Diego, ok. State... Ci sarà un cambiamento, sì. O fate un viaggetto appena si sblocca tutto. Allora, beh, è stato un incontro quasi casuale, che nasceva nella più totale leggerezza. Probabilmente c'era tra l'altro un blocco, o può essere, io non so nulla di voi, però mi sembra che ci sia una separazione nel passato. Forse lui è un uomo separato. Al momento vedo che c'è veramente un'intimità bella, una bella conversazione fra voi, vedi la familiarità, no? Il fatto di star bene insieme, e anche questa attesa comunque positiva di questo sentimento che effettivamente è vissuto con un certo slancio. Allora, penso che ci saranno degli aspetti da mettere in chiaro, ok? E che sicuramente con un po' di estro verranno sistemati, e poi c'è effettivamente intimità, ok? Non so se è un tuo collega di lavoro questo qui, però c'è sicuramente molta vicinanza, e forse si trova un accordo di qualche tipo, o farete una forma di trattativa. C'è qualche ostacolino, non è che andrà proprio tutto liscissimo, qualche cosa è da risolvere, però a parte della gelosia, o comunque delle discussioni che nascono magari da emozioni di pancia, oppure situazioni un po', sai, quelle cose che non riesci tanto a controllare, sono sempre emozioni forti, che non hanno molto di razionale, però vedo appunto che potrà essere colta un'opportunità, con un fare un po' opportunistico, però
può essere colta l'occasione di stringere qualcosa in più, anche se, attenzione, non so, non so, non vorrei che si possa insinuare qualcuna del passato o che ci siano delle gelosie legate a un vecchio amore, ok? Vediamo velocissimamente l'ultima stesa perché abbiamo 5 minuti prima di insieme fare il muro di fuoco, dunque vediamo veloce. Anna Laura, 21 novembre 66, cambio lavoro. Vediamo, Anna Laura, 21 novembre 66, vediamo se cambi lavoro. Guarda che un colloquio, sarai convocata a un colloquio quasi sicuramente, o comunque scriverai per un colloquio per poter parlare. Ma secondo me sì, ma sì, cioè sono tutte positive queste carte. Certo, qualche ostacolino nel passato, ehm, magari attendevi comunque una persona amica che ti desse qualche input o qualche cosa positiva, ma c'è stato appunto qualche ostacolo. Comunque una persona di cui ti fidi, ok? Eri in attesa appunto di qualcosa, no? Di arrivare al dunque, di concretizzare. Ti vedo un pochettino preoccupata, forse questo lavoro che hai adesso mh, ti porta qualche pensiero a livello economico, vedi l'abbattimento, il pensiero, il denaro, però c'è l'allegrezza, dunque non vedo, a parte un tuo stato d'animo di abbattimento oppure un'eccessiva tendenza alla preoccupazione, in realtà io non vedo grossi problemi concreti, sono più immaginati. C'è solo un modo il fatto è solo che devi valutare bene e pianificare bene, però guarda, un'occasione d'oro, un incontro fortunato, la realizzazione, secondo me sì, secondo me sì. Anche perché questo proprio parla di lavoro, dunque ci dà una conferma in questa direzione e anche qui, vedi, sicuramente c'è un qualcosa di favorevole, devi darti da fare, non ti preoccupare anche se magari in certi momenti penserai che le cose non vanno nel modo giusto o che magari non subito avrai un esito positivo, però sarai aiutata, comunque sostenuta da una persona più grande e che ti potrà consigliare e vedo l'arrivo di una notizia. Dunque per me sì, non vedo grosse problematiche in quel senso, anzi anche da un punto di vista economico ti vedo andare bene. Bene, allora praticamente manca un minuto al muro di fuoco, dunque in questo momento parcheggio le sibille, saluto Ilaria, Tiziana, Simona, Eva, Angela, Giada, Claudia, Luisa, Kiwi, ciao Kiwi, questo nome mi fa troppa simpatia, Maurizio Antonio, Italia, Elena, ho fatto? Abbiamo saltato tutti, comunque Renata e così via. Io, Tita, Maria Grazia, eccetera. Bene, allora, io vi invito a contribuire con me alla creazione del muro di fuoco, veramente ormai lo abbiamo creato, si tratta di continuare ad alimentare queste egregore di difesa per l'Italia. Dunque, se avete 5 minuti del vostro tempo da dedicare a questa nobile causa,
siete certamente i benvenuti. Se non l'avete mai fatto prima e non sapete come si fa, non vi resta che guardare e ripetere sia la gestualità che le parole di potenza che stiamo per pronunciare. Partiamo, via. Yod He Bau He. Adonai. He He Ye. Abla.
Benissimo, anche per questa sera abbiamo fatto il muro di fuoco anche per questa sera. Volevo dirvi che questo piccolo rituale di apertura con l'uso ovviamente della tracciatura del pentalfa e i nomi divini l'ho spiegato in una pillola, perciò se andrete a cercare nel mio canale piccolo rituale o rituale del pentagramma per la protezione e la difesa occulta o un qualcosa del genere, un titolo molto simile a questo, comunque uno dei primissimi video che ho caricato sul canale, troverete appunto molte spiegazioni. Vi aggiungo anche che appartiene ai rituali della Golden Dawn, dunque è un rituale di matrice ermetico-cabalistica. Chiamiamo questi nomi, sono i nomi divini più alti che esistano, per avere la certezza che la nostra operazione sia sotto l'egida dello spirito, della divina provvidenza e dei regni spirituali superiori. Dunque ci tenevo a farvi sapere che state facendo qualcosa che vi innalza nel tempo ed è per questo, grazie alle sue meravigliose vibrazioni, che ha anche la facoltà di rimuovere il negativo. Bene, io vi ringrazio, vi ricordo che domani sera siamo sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dunque se qualcuno di voi non è riuscito a ottenere una risposta può tornare domani, siete benvenuti, dunque 20:30 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Bene, io vi ringrazio e di nuovo sappiamo che alle 21 abbiamo sempre il muro di fuoco, lo faremo in diretta domani sul canale del Marietto. Grazie a tutti, vi auguro un buonissimo proseguimento di serata e a presto domani.